Sono signor Medici Giorgi. È rimasto in strada da 1 aprile 2013. Hanno deciso in quel giorno di mettere tenda avanti l'ufficio di sindaco per fare un sciopero di sete e di fame. Così 24 ore dopo mi è arrivato polizia che mi ha detto che devo rispostare la tenda e ripresentarmi in ufficio di polizia. Io dopo, quando ho ritirato tenda, sono stato a polizia fino alle 18 ore la sera. Con loro la parlavo, loro erano gentilmente bravissimi con me, non posso dire nulla, persone che sono brave, che ha fatto il suo lavoro e il suo dovere. Un giorno dopo io ho ripreso il mio sciopero e durava 10 giorni senza acqua, senza mangiare. Dopo 10 giorni hanno deciso di ritirare via medicine per San Piantorene e così andavo 2 giorni avanti. Terzo giorno ho sentito male, di pancia avevo dolori sopra di rene e così hanno deciso per ritirarmi un po' perché era mia vita in pericolo per non perdere la rene. Così hanno deciso 3 giorni fermarmi, non superare e prendermi un po' anche io, anche riprendere le medicine. Così oggi, 15 aprile, sono di nuovo andato in strada con fare sciopero di sete e di fame finché non risolvano i miei problemi. Fin oggi, i miei problemi, fin oggi nessuno mi ha dato ascolto, nessuno mi ha dato un aiuto per aiutarmi perché sono rimasto proprio senza casa, senza lavoro, trapiantato di rene da 2012 a 23 gennaio e così no nulla, no più niente. Stavo in strada senza assicurazione di macchina, ero in parcheggio, però come so che non posso stare senza assicurazione, ho dovuto prendere l'assicurazione di macchina. Così io vado avanti finché non risolvono il mio problema e vado a scioperare di nuovo quanto posso esistere. Io so che non posso a lungo esistere perché senza mangiare, senza bere e senza medicine che devo prendere non è possibile. Io credo che qualcuno da comune e capirà il mio problema e vengono sicuro mio contro, aiutarmi almeno a darmi un lavoro per posso prendere la mia casa, un mini appartamento, se posso andare avanti. Se no così sono in strada e non ho nulla.